Preoccupa e molto lo stop alla campagna vaccinale per la riduzione nella consegna delle dosi Pfizer. Seppur l'epidemia in Veneto, sia per contagi che per pressione sugli ospedali, stia rallentando, la nostra resta tra le regioni più penalizzate dai tagli dei vaccini, con un meno 53%. Zaia chiede che almeno ci sia un riequilibrio con la fornitura della prossima settimana. Se abbiamo avuto un taglio del 29% della fornitura, non può essere che il Veneto dà un contributo del 53% del taglio e altre regioni zero. Si prendono tutte le realtà, siccome noi abbiamo una ripartizione che è millimetrica, tagli il 29% a tutti. Un altro tema caldo è quello delle scuole con due incognite, il ricorso al TAR per la riapertura in presenza delle superiori presentato da un gruppo di genitori e la riclassificazione delle regioni. Noi dobbiamo vedere intanto la classificazione che ci viene data venerdì, che non è irrilevante come fatto, perché in una classificazione, diciamo, se conferma la zona arancione, è ovvio che una zona arancione è una zona che come si può dire, fino a prova contraria prevede tutta una serie di regole. Dopo aver appreso se il Veneto resterà arancione o tornerà giallo, continua Zaia, decideremo con il Dipartimento Prevenzione sulla riapertura. Poi c'è la questione del ricorso al TAR. Io non mi esprimo, ho il massimo rispetto del giudice amministrativo. Quando sentenzierà andremo a leggerci la sentenza e decideremo come comportarsi di conseguenza. Bisogna vedere il testo della sentenza, capire quali saranno le eventuali motivazioni, dopodiché le sentenze si rispettano anche magari ricorrendo al Consiglio di Stato. Una cosa è certa, comunque, ribadisce Zaia, in Veneto abbiamo avuto l'innalzamento della curva in correlazione con la riapertura delle scuole. I ragazzi non hanno nessuna colpa. I ragazzi hanno diritto di andare a una scuola in presenza, però lo devono fare in sicurezza. Oggi, a nostro avviso, la sicurezza non è totale.